La Reale Mutua Fenera Chieri conclude alla grande un intenso e proficuo mese di gennaio. Arriva infatti la quinta vittoria sulle 6 partite disputate. Successo casalingo per 3-0 sulla banca Valsabina Millennium Brescia del neoarrivato coach Stefano Micoli, sempre più fanalino di coda. Dopo un avvio giocato alla pari fino al 7-6, il primo set vede poi un deciso allungo di Chieri. I cambi tentati da coach Micoli non sortiscono l'effetto desiderato e dall'altra parte della rete una scatenata Alexandra Frantì, titolare fin dall'inizio del match, conduce alla vittoria per 25-13. La seconda frazione, che ha un andamento decisamente identico al precedente, costringe coach Micoli a esaurire i suoi time-out discrezionali già sul 16-11. Non sono sufficienti le alte percentuali in ricezione delle ospiti contro il fondamentale del muro della Reale Mutua, che si impone così 25-19. Un avvio difficile per Chieri nel terzo parziale, con coach Bregoli che ferma i giochi sull'1-4 per rimettere subito ordine. Sostanziale equilibrio fino al 10 pari, quando sono proprio le padrone di casa, al termine di uno scambio intenso, a cambiare passo, sfruttando anche un servizio più forzato e vincente rispetto alle avversarie. 25-17 finale, che chiude set e incontro. Ramat Al-Hassan, 7 punti e il 56% di attacco, si aggiudica il premio di MVP. Un premio da condividere sicuramente con l'intera squadra, che si aggiudica così altri 3 preziosissimi punti per affrontare l'ultima parte di campionato e guardare ai playoff con molte sicurezze. Thank you. Well, first of all, I can't do anything I do without my team because I don't pass, I don't set. So, I don't know, it's just a testament to how hard we've been working throughout the year and we keep getting better and better. So, looking forward to the rest of the season.